La doppia grande sconfitta. Corriere del Veneto, mercoledì 20 dicembre 2023. Una grande sconfitta, che a dire il vero è anche una doppia sconfitta. Potremmo sintetizzare con questo ennesimo neologismo i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativi alla crescita del numero di lavoratrici madri che in Veneto dalle dimissioni volontarie, perché in difficoltà nel bilanciare le esigenze di cura nei primi anni di vita della neonata creatura con quelle del lavoro. Erano 5.650 nel 2022 a fronte di 5.427 nel 2021. La sconfitta è doppia per il combinato disposto di alcune o tutte le seguenti ragioni. La prima riguarda i settori. L'80% delle uscite proviene da terziario, servizi e commercio, che sono proprio quelli in cui la presenza femminile è da sempre rilevante e nei quali ci dovrebbe essere ampia esperienza di gestione di lavoratrici in maternità. È mai possibile? Questi comparti, più di altri, hanno subito la rottura dei consolidati codici temporali, che ha portato a un allungamento dei nastri orari sia verticale, nel corso della giornata, sia orizzontale, nel corso della settimana. La definizione di orari di lavoro su misura per le esigenze di chi diventa genitore è più semplice nelle poche realtà di medio-grandi dimensioni, ma è quasi sempre fuori dalla portata delle moltissime piccole e microimprese. All'interno di queste imprese, per evitare le dimissioni, la sola alternativa praticabile è la drastica riduzione delle ore lavorate a parità di retribuzione per la neomamma e senza aggravi di costo per le imprese. Non è il part-time come lo abbiamo conosciuto, ma una soluzione originale per soddisfare un bisogno specifico temporaneo. Non è un argomento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma per lo staff che si occupa di famiglia, natalità e pari opportunità. La seconda ragione nasce dal confronto con altri territori che hanno dinamiche demografiche simili alle nostre. Nella vicina Emilia-Romagna, le giovani donne che diventano madri e lasciano il lavoro per esigenze di conciliazione sono i 2/3 di quelle del Veneto. È mai possibile? Per uscire dall'impasse, come suggerivano Stefano Campostrini e Giampiero Dalla Zuanna su queste colonne, c'è bisogno di decisioni politiche coraggiose, ispirandosi non solo alla regione limitrofa, ma anche alla vicina Germania, copiosi investimenti in politiche pubbliche e un ripensamento generale delle politiche di welfare al servizio delle famiglie e della genitorialità. Insomma, è un argomento che coinvolge i policy makers e le parti sociali e che genera risultati visibili nel medio termine. Nel frattempo, servono soluzioni temporanee che risolvano l'urgenza nell'immediato. Alle imprese che non hanno una dimensione tale da permettersi sistemi di welfare davvero competitivi ed economicamente sostenibili, non resta altro che contare sulle alleanze tra enti locali e volontariato, in una logica di prossimità e di sussidiarietà, capace di generare un efficace welfare di comunità. La terza ragione, infine, riguarda le posizioni coinvolte. I numeri presentati ieri, sempre su queste colonne, ci dicono che si tratta in prevalenza di qualifiche medio-basse. È mai possibile? Da una parte sperimentiamo la fuga dei cervelli, intesa come trasferimento in altri territori di persone di ambi generi con titolo di studio terziario e quindi alla ricerca di posizioni di lavoro di livello medio-alto, e dall'altra non riusciamo a trattenere in azienda le donne con il profilo e le motivazioni in linea con posizioni più operative quando diventano madri. La maternità, anche l'adozione dell'affido, portano con sé nuovi bisogni di base che si aggiungono a orario, salario o welfare discussi sopra e che riguardano l'esperienza della genitorialità nella sua interezza. Su questo fronte, tutte le imprese, senza distinzione di dimensione e settore, possono avviare pratiche manageriali che includono il ridisegno della mansione prima del lieto evento, il contatto con la comunità aziendale, grande o piccola che sia, durante la maternità obbligatoria, e azioni di coaching o di affiancamento al rientro in attività.